Don Mirko Miotto, responsabile ufficio culturale arte sacra della diocesi di Vittorio Veneto. Questa, più che una restaurazione, è stata definita una restituzione. Quanto è importante per una comunità ritrovare la bellezza del proprio edificio di culto? Beh, è importantissimo perché in questo caso vuol dire non solamente ritrovare le origini del proprio credo che l'edificio di culto può offrire, ma al tempo stesso anche ritrovarsi come comunità cristiana, ritrovarsi in un luogo in cui celebrare l'Eucaristia, celebrare i sacramenti, ma anche vivere l'essere popolo santo di Dio. Mi piacciono tantissimo quelle frasi che sono scritte sul portale d'ingresso di questa chiesa arcipretale di Col San Martino: Domus Dei et porta celi. Questa è la casa di Dio, è la porta del cielo ed è la dimora della comunità, perché qui la comunità si trova a pregare e si trova come corpo del Signore. Ecco, quali sono stati gli interventi simbolicamente più significativi? Beh, gli interventi sono stati quelli, prima di tutto, del restauro degli affreschi del Cadorin, di Guido Cadorin all'interno di questa chiesa, l'affresco di Demetrio Alpago nella controfacciata e poi la pulizia di tutte le pareti interne di questo luogo di culto. Per cui è stato un grande cantiere, è stato un cantiere prestigioso che ha visto la collaborazione della CEI grazie all'intervento dell'8 per 1000 per circa 230.000 euro. Grazie.